Qui ovviamente possiamo avere qualche esempio di ciliegia rotta e sicuramente nonostante il telo. Ecco le conseguenze delle piogge continue di queste settimane sulla produzione di ciliegie nella Marca. Qui siamo nel Monte Bellunese, nonostante reti e teli di copertura, i danni sono più che evidenti. Alcune varietà sono quasi non raccoglibili, sarà da decidere se appunto dedicarle a un mercato particolare, a marmellate eccetera, ma ce ne sono tante di rotte. Altre varietà si sono salvate, però non è sicuramente un'annata facile. Secondo lei quanto perderà di produzione? Difficile a dirsi, adesso la rottura, il cracking sulle ciliegie ce l'abbiamo sulle precoci, mentre sulle medie e sulle tardive è ancora presto per fare questo danno. Se parliamo delle precoci, credo che un 50% se ne sia andato con il cracking. E non va meglio per un'altra varietà che dovrebbe essere abbondante in questa parte dell'anno. Oltre all'acqua, le albicocche hanno subito la grandine con queste conseguenze. Questo è un risultato di una grandinata che c'è stata a fine aprile, stesse date quando c'è stata anche nel Prosecco appunto, ha colpito in maniera decisamente leggera, tanto che se si guardano le foglie non ci si accorge neanche, però sul frutticino in formazione ha sicuramente danneggiato. Ce ne sono diverse come queste più danneggiate, altre quasi niente, ma appunto diventa un prodotto rovinato. Ecco, se nelle ciliegie il prodotto rovinato è al 50%, dicevamo prima, con l'acqua, qui invece a quanto siamo? Beh, qui sulle varietà, io ho varietà precoci fuori rete antigrandine, varietà medio tardive sotto rete. Sotto rete si sono salvate, fuori rete che sono queste, di segnate ce n'è una quantità importante, che ne so, l'80% dei frutti è segnato da grandine.